giù. L'anno prossimo preparate che in coppa fascia sinistra hanno stagliato Velox, Olivera e Deulofeu. Io con te, tu con me. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superman. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui con una nuova reaction. Ho visto che vi stanno piacendo. Magari mi mica buono. Più chiaro così? Non so se è un bucesse. Ho visto che vi stanno piacendo. Ho fatto le mie prime due reaction alle migliori giocate di Kvaratskhelia, vabbè, comunque il Messi georgiano e l'erede di Teo Hernandez. Non è più un segreto, ovvero Mattias Olivera. Visto che sono andati bene, ho visto che vi sono piaciuti, me l'avete chiesto anche questo. Sembra strano, però me l'avete chiesto veramente. Ed hai chiesto fai le migliori giocate di Deulofeu. E non vecchio papà. Pare proprio che Deulofeu possa diventare un nuovo giocatore del Napoli. Però prima di parlarvi di Gerard Deulofeu, io vi chiedo ragazzi di lasciare tantissimi mi piace sotto questo video, di iscrivervi al canale, tutto gratuito. Veramente non dovete pagare niente. Beh, mica dovete pagare, no, non dovete pagare niente. Iscrivetevi e soprattutto ragazzi commentate. Allora ragazzi, parliamo di questo giocatore Gerard Deulofeu, ex Milan, ex Siviglia, ex Udinese. A quanto pare tra poco può diventare un nuovo giocatore del Napoli, attaccante spagnolo, 1,77 m. Già si stava lavorando da diverse settimane a questo colpo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti innanzitutto se vi piace. Io negli ultimi giorni tra Instagram, TikTok, a proposito seguitemi anche sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione, ho chiesto un po' a voi in giro se potesse piacervi. Ho ricevuto diverse risposte. Allora vi dico la verità, a me non fa impazzire al 300%, mettiamola così, però so che stiamo acquistando un calciatore molto tecnico, belle caratteristiche quelle che ha questo attaccante, che conosce già questa serie e soprattutto che ha già vinto qualche trofeo nella sua carriera. Ha 28 anni, se non vado errato ha vinto 2 campionati col Barcellona e un'Europa League con il Siviglia. Ecco, l'Europa League potrebbe essere una di quelle competizioni nelle quali lui potrebbe aiutarci, vista magari l'esperienza che ha acquisito all'epoca, ed è una competizione che a me piacerebbe tanto vincere, vi dico la verità. È anche rigorista ed è anche bravo a battere i calci di punizione, quindi attenzione, questo è un doppio motivo per cui potrebbe piacermi tanto questo giocatore. C'è anche da dire che questa stagione Deulofeu ha giocato anche bene, ha fatto anche abbastanza gol per l'Udinese. In 34 partite giocate ha segnato 13 reti e fornito 5 assist, quindi attenzione che questo veramente potrebbe essere un asso nella manica. E come fu? Andiamo invece un attimo a capire quali sono le cifre di questa operazione. Si legge di un contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione, più bonus che sono poi legati sia a dei risultati di squadra che individuali. Il Napoli sta preparando per poi presentare una nuova offerta all'Udinese di circa 15-16 milioni di euro. Niente, senza dilungarci troppo, vediamoci questo video, vediamoci le sue migliori giocate, reagiamo e divertiamoci. Pronti, partenza, via! Vediamo un po' questo calciatore cosa si fila di fare con questo piedino. Gerard Deulofeu. Ah, questa è pure l'esultanza, ho fatto casa ferma là. Ah, ma che giocatore fa così? Ma questo fa qualche balletto. Fammi casare. La punizione a te. A GT. La punizione a te. Un bello tiro sotto all'incrocio. Allora la ragnati là in da fessera solo. Sinistro. Là invece aveva segnato col destro. Mamma mia. Ne salta uno. 1-2, poi non che ha fatta cagata. A bocca pure contro la Roma, non facette niente, contro la Lazio, un passaggio normale che ci fa pure con pesce. Canna, che video sono? Che video è? La manata neura a Felipe Anderson che sto ancora cercando. Ma c'ho te. Mamma mia. Tiro! Diciamo sendromi. Mamma mia, allora mi sa che mamma mia. Vabbè, culo rotto. Ma ne serve il culo rotto? Un mazzangan non tenim. Sul rimpallo. Lo salta. A bocca poi ha tirato sull'esterno. Non mi recca contro la Lazio. E che faccio in famelo passaggio? Ma comunque ce l'ha lo strappo,
Ma poi lo sinistro incantato. Encantado io soy. Madonna. Che ha giocato? Lo sto a seguire, pocca invece. E non mi fa vedere che succede. Mannaggia la miseria, che ha segnato gol. Sembra a culo tutto, non fa niente. È andato a pressare, se lo merita il ragazzo. Comunque, assist, un altro assist che se mi ricordo sta partita. A Roma Calazzi, me la ricordo questa qua partita pazza. Mi ricordo quando Fernetti 600. Da lo puzzo, ci chiama tutto quanto. Beh, tu signor. Comunque, pure lo stesso Bernardeschi, dicevo, secondo me sono quei calciatori che se già me li fate vedere. Che se già me li fate vedere. Ma già me li fate vedere. Che se no, allora vedo e vabbè, vedo su fa mano. Ma boh, comunque secondo me ci può stare, dai, secondo me ci può stare, ripeto, secondo me sono quei calciatori che sotto la cura Spalletti potrebbero rendere, perché mi viene in mente subito, che ne so, Rachmani, Lobotka su tutti, che potrebbero rinascere dal punto di vista mentale. Se messi al centro di un progetto, secondo me potrebbero rendere tanto, sia lui che Bernardeschi, ma non so se Bernardeschi arriva sull'altra fascia o ne deve arrivare solo uno, in questo caso arriva solo De Lofeo. Vediamo. Comunque spero il video vi sia piaciuto, io l'ho fatto sempre a modo mio. Lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale che è sempre gratuito, non è cambiato niente da qua prima, e lasciate tanti commenti, ditemi sì mi piace, no non mi piace, lasciate che lo volete voi, ci vediamo al prossimo video, ciao!